Tra i tanti risvolti della difficile applicabilità di misure così severe ed inedite per il nostro paese, un po' per tutti i paesi naturalmente, c'è quello che fa notare i sindacati sia CGIL, CISL e UIL dei bancari di tutta la regione Veneto. Fanno sapere che per quanto hanno potuto notare, quanto hanno ricevuto da parte insomma, dei loro aderenti, nonostante l'emergenza, i servizi richiesti agli sportelli degli istituti bancari e delle agenzie delle entrate, di riscossione del Veneto, per la maggior parte dei casi non sono assolutamente legati ad indifferibili esigenze. Insomma, in poche parole, non esigenze che so, di avere il contante di emergenza per fare la spesa o cose del genere, ma per altri servizi che non sono di indifferibile esigenza e pertanto, questo dicono sempre i sindacati, espongono la salute dei cittadini stessi e dei lavoratori a grave rischio e raffigurano da parte della clientela comportamenti sanzionabili in quanto non rispettosi delle indicazioni contenute nei provvedimenti del governo. Insomma, in banca, dicono i sindacati, ci dovete andare, alle agenzie bancarie, ci dovete andare solo ed esclusivamente per motivazioni indifferibili, non magari per cambiare un pochino l'asset del vostro giardinetto di azioni se l'avete, o per trattare un mutuo in questo momento, se volete trattarlo o cose del genere, perché questo non è chiaramente, non fa parte, sono cose molto importanti nella vita di ciascuno di noi, ma non fa parte di quelle che vengono definite indeffinibili esigenze, quindi questo lo dicono i sindacati di CGIL, CISL, UIL. Un'altra notizia arriva invece da Cittadella, dove con un'ordinanza urgente vengono chiusi a Cittadella tutti i parchi e le strutture sportive e ricreative anche all'aperto ad uso pubblico del territorio comunale, oltre alle tribune presenti in Campo della Marta, quindi sia in centro, sia tutti i campetti, i parchi gioco, i campetti di basket o qualsiasi cosa possa emergere, tutti questi sono chiusi d'imperio dalla amministrazione comunale che ha deciso questo, l'abbiamo visto prima a Ponte delle Alpi, lo stanno decidendo un po' tutti, ci ha detto prima in diretta da Padova Valentina Visentin che è un'indicazione che sta per prendere o appena preso lo stesso comune padovano, e un po' uno dopo l'altro tutti stanno facendo queste considerazioni. I sindaci chiudono espressamente proprio per evitare assembramenti, i ragazzi si sono rivelati un problema, non certo per cattiveria, ma forse per un po' di incoscienza, di non comprensione della situazione. Vediamo che la situazione sta completamente migliorando adesso dal punto di vista della percezione reale del pericolo, però le amministrazioni comunali stanno appunto decidendo questo. Noi adesso andiamo a sentire ad esempio cosa dice un sindaco attraverso la sua pagina Facebook e stiamo parlando del sindaco Conte, quindi stiamo parlando di Treviso. Buonasera a tutti, sono appena rientrato da un giro fatto nei quartieri con la polizia locale e devo dire che non ci siamo. Non ci siamo perché troppi bambini sono ancora al parco giochi con le mamme, troppi ragazzi sono nei campetti, troppi anziani sono in giro a fare la passeggiata e a chiacchierare. Cioè dobbiamo metterci in testa che non siamo in vacanza, c'è un'emergenza sanitaria in corso perché diversamente saremo a lavoro e a scuola. Ci hanno chiesto di fare un sacrificio, ci chiedono di stare a casa perché potenzialmente siamo tutti portatori del coronavirus, anche se magari in forma asintomatica, e quindi noi andando al parco, andando a camminare, andando al bar rischiamo di attaccare il nostro virus ad altre persone che a loro volta lo attaccano ad altre persone che magari sono immunodepressi o magari sono anziane e finiscono all'ospedale. Allora, non c'è da essere più furbi, non c'è da bypassare il decreto, c'è da stare a casa. Dobbiamo capire questo. La situazione è sotto controllo, ma i contagi sono sempre in leggero aumento. All'ospedale stanno facendo un lavoro enorme, i medici stanno facendo turni su turni insieme agli infermieri, insieme agli operatori sanitari. Io chiedo rispetto per se stessi,
per le persone che stanno vicino, rispetto per coloro che stanno facendo sacrifici economici chiudendo le proprie attività. Io ringrazio la stragrande maggior parte dei commercianti che responsabilmente ha deciso di tener chiuso. Noi da domani chiuderemo anche i mercati e quindi ci vuole rispetto per chi ci mette di tasca sua sacrificio, rispetto per le famiglie che hanno i parenti in ospedale, rispetto per noi stessi, rispetto per i nostri genitori, rispetto per i nostri figli, rispetto per tutta la collettività. Non dobbiamo ragionare da singoli, dobbiamo ragionare da collettività e dobbiamo soprattutto aver rispetto per le centinaia di infermieri e dottori che tutti i minuti lottano per garantire la nostra salute. Se non capiamo questo significa che non siamo un popolo maturo, ma noi lo siamo, lo dimostreremo, vinceremo questa partita, ma mai come oggi c'è bisogno dell'impegno di ognuno di noi. Ognuno di noi deve cambiare le proprie abitudini, ognuno di noi deve assumersi delle responsabilità, la responsabilità più grande che è quella di stare a casa e di mettere al sicuro la salute propria e degli altri. Mi raccomando, ora non si scherza più, se non passerà la linea buona aumenteremo i controlli da parte delle forze dell'ordine e sapete che non sono solo sanzioni ma sono denunce, lo dobbiamo per la salute di tutti quanti. Questo, insomma, cercano di dirlo in tutti i modi, è una situazione che però evidentemente non arriva proprio a tutti. Prima di andare a vedere com'era ieri sera con il servizio di Anna Maria Parisi, allora facciamo il punto su proprio il veneziano, lo vediamo assieme con l'ANSA. Allora, sono arrivate a 30 le denunce dei carabinieri nei controlli legati all'emergenza del coronavirus. Qui stiamo parlando di Venezia, prima abbiamo visto Vicenza, poi abbiamo visto Bassano. Allora, l'intervento in un bar dei militari di Faro Veneto ha messo fine ad un allegro aperitivo di 9 clienti, tutti deferiti assieme al gestore. Stessa sorte è toccata al titolare di un bar di Passarella di San Donà e a 7 avventori che stavano giocando a carte e ad un gestore di un bar di Santa Maria di Sala, trovato aperto oltre le 18. Per tutti gli esercizi commerciali è scattata anche l'immediata chiusura. 2 giovani invece, fermati nella notte fuori dal loro comune a Noventa di Piave, non hanno saputo fornire comprovati motivi circa la loro presenza sul posto. A Quarto d'Altino la denuncia è scattata per una croata residente a Cessalto e per il suo convivente bloccati a bordo di un'auto, i quali hanno eseguito un'autocertificazione che non corrispondeva al vero, quindi anche questa è un'altra cosa che va ad aggravare la situazione. Poi non basta, continuiamo a leggerlo. Denunciati anche 2 uomini e una donna, rispettivamente titolari di una pizzeria, di un bar e di una pasticceria nei comuni di Vigonovo, di Campolongo Maggiore e Fossò, che tenevano gli esercizi ancora aperti dopo le 18. Denunciato anche un ferrarese che era uscito di strada con la propria auto, quindi è uscito di strada, oltre a non giustificare la sua presenza in un comune dove appunto non era residente. L'uomo si è rifiutato di sottoporsi all'alcotest e quindi era pure embriaco. Intercettati e denunciati tra Annone Veneto, Portogruaro, San Michele, al tagliamento 7 automobilisti fuori dal loro comune. Tra le tante motivazioni, una persona ha dichiarato che si era recato ad acquistare del terreno per il proprio giardino, assolutamente una cosa proprio di estrema urgenza evidentemente, mentre un altro uomo ha detto che aveva lasciato il Friuli per incontrarsi con una donna nei pressi di un campo sportivo. Forse qualcuno non ha ancora molto bene chiara la situazione, hanno ragione il governatore, i sindaci, i ministri, i prefetti, tutti i sindaci di qualsiasi ordine e grado, cioè dal comune più piccolo di 800 abitanti fino a insistere fino alla morte, che insomma forse ancora non si è capito veramente com'è la situazione. La andiamo a vedere con il servizio che aveva realizzato la nostra collega Anna Maria Parisi con la chiusura, perché queste sono le eccezioni, che sono eccezioni importanti, ma ovviamente la maggior parte delle persone ha cervello e rispetta le regole. Il centro estetico deve rimanere chiuso fino al 3 aprile. Tutti gli appuntamenti vengono cancellati e rinviati in data da destinarsi. Incredibile, il bar San Marco, che porta l'omonimo nome della via,
è chiuso. Il bar a fianco, questo è un nuovo centro estetico, è chiuso per ferie, dal 10 marzo al 22 marzo. Nel villaggio San Marco a Mestre, come le due attività, chiuse le complessive 10 negli appena 100 passi che contiamo partendo a ritroso dal civico 158 in poi. Dalla parrucchiera all'estetista, passando per bar e amministratori di condominio, eppure per lo SPID della CGIL. L'avviso al pubblico è sempre lo stesso, chiuso. Chi per ferie, chi per effetto del DPCM, si legge, con la postilla aggiuntiva degna di nota in un secondo centro estetico. Se stiamo tutti a casa risolviamo velocemente questa situazione. L'unico che continua a tenere aperto, lui, l'ottico della zona, nonché vicepresidente della municipalità di Mestre. Circondato dal deserto totale. Sì, infatti abbiamo fatto questa lunga carrellata di questi negozi che appena 100 metri sono tutti chiusi. Obbligati da una questione giustamente igienica, perché il centro estetico ha chiuso, le signorine qui vicino che lavorano a portata di viso a viso hanno chiuso, alcuni stanno molto attenti, però la sensazione è che giorno dopo giorno, finché le cose non si risolleveranno, chiuderemo tutti. Pochi metri più avanti, al Parco San Giuliano, la situazione è diametralmente opposta. Qui pullula di gente. Preoccupazione c'è. Però come mai siete venuti al parco nonostante anche per un po' prendere un po' d'aria, la bambina non può stare tutto il giorno a casa. Cioè, si sa che la preoccupazione c'è, però per andare a fare le spese bisogna andarci. Giustamente, se dopo faranno un divieto assoluto, lo rispetteremo. C'è chi fa jogging, chi seduto alle panchine, ciclisti, compagnie di ragazzi a passeggio o comodamente seduto al bar a prendere il sole che sembra di stare in un mondo parallelo. Forse sarebbe opportuno pensare che si chiude tutto per 15 giorni. In questo credo che la proposta di Zaia non sia peregrina. Una proposta non peregrina, quindi insomma non lo è stata, come avete visto. Poi si è chiuso tutto, si sono prese queste decisioni, come sempre abbiamo sentito prima dalla cronaca, dal bassanese, dal vicentino, dal veneziano, che molti non l'hanno recepita, però si è fermata la bonarietà del primo giorno, adesso vediamo un po' come butta, insomma, la comprensione per chi ancora non rispettava le regole di questo divieto assoluto, se non per autentico stato di necessità per muoversi, e avete sentito che insomma sono partiti molti delle prime denunce, insomma arrivano, iniziano a essere anche parecchie decine, sempre per quello che leggete qui sotto, che ancora si riferisce a ieri, state a casa. Ieri, oggi, non importa, noi vi facciamo sentire anche questo, che è un punto che era stato fatto sulla sanità, su Treviso, e quindi perché è giusto ricordare qual è la situazione reale in cui al fronte, magari da casa non necessariamente ci si rende conto della situazione, però dal fronte sanitario naturalmente le cose sono un po' più complesse. Non so se c'è problema per la partenza del servizio, scusate. Sì? Questo virus ci ha presi in maniera imprevista e va affrontato con grande senso di responsabilità. Dobbiamo collaborare tutti. Le scelte che il governo ha fatto sono scelte dure, di restrizione, che mettono a dura prova anche la nostra vita quotidiana, le nostre abitudini, ma è necessario che ciascuno di noi dia il suo contributo, e lo possiamo fare con regole semplici. È paradossale, tanto è grave, tanto è forte questo virus, tanto lo si combatte con una semplicità di comportamenti, distanza tra di noi, capacità di grande igiene, nessun assembramento, quindi regole semplici che ci consentono di sconfiggerlo, e sconfiggere il virus è la prima condizione per ritornare alla normalità, ma anche per salvare la nostra economia. Certo, le conseguenze economiche
di questo virus sono pesanti, lo saranno ancora di più nelle prossime settimane per le scelte di restrizione che sono state prese. E allora oggi è una giornata importante, proprio in questo momento il Parlamento sta per approvare uno scostamento di bilancio. Come sapete, sino a ieri pomeriggio avevamo ipotizzato prima 3,6, poi 7,5 miliardi. No, questa notte abbiamo preso una decisione molto più seria, molto più coraggiosa. Abbiamo chiesto al Parlamento di autorizzarci a spendere 25 miliardi di euro. Ciò dimostra sia la gravità del problema, ma anche la serietà e la determinazione con la quale intendiamo confrontarci, intendiamo combatterlo. E lo faremo con una serie di provvedimenti ben precisi che riguardano innanzitutto la tutela della sanità. Dobbiamo dare una mano ai nostri medici, ai nostri infermieri, a tutto il personale sanitario che si stanno comportando con un'abnegazione e con una professionalità straordinaria, e oltre a ringraziarli dobbiamo dargli supporto concreto. Pensiamo di stanziare una cifra importante, circa 2 miliardi, per i supporti tecnici, i nuovi macchinari, le mascherine, tutto quello che serve, ma contemporaneamente anche per il personale sanitario, gli straordinari, le assunzioni sia pure a tempo. Quindi la sanità innanzitutto, l'intervento di prevenzione sanitaria è la prima cosa che dobbiamo fare. Immediatamente dopo dobbiamo occuparci delle famiglie, dobbiamo occuparci del lavoro. E allora ecco che pensiamo, nel provvedimento che prenderemo stasera dopo l'autorizzazione del Parlamento, di estendere la cassa integrazione guadagni per tutti i settori, anche quelli che oggi non ce l'hanno, cassa integrazione in deroga per evitare i licenziamenti. Penso al settore alberghiero, ma contemporaneamente dobbiamo aiutare le famiglie. I ragazzi sono a casa, i bambini sono a casa e quindi i genitori devono poter stare con loro. Ecco i congedi parentali a disposizione o i voucher per poter gestire babysitter per chi deve recarsi comunque al lavoro. Ma contemporaneamente abbiamo a cuore l'impresa e quindi dobbiamo fare in modo che le nostre imprese abbiano la possibilità di tutela. Decideremo la sospensione dei pagamenti, che sono anche alcuni dei quali sono tra pochi giorni, penso all'IVA del 16 di marzo, ma penso anche ai mutui, e non solo sospenderemo i mutui, ma decidiamo anche che il loro rientro sia graduato nel tempo, sia rateale, in modo tale che non ci sia l'aggravio. Guai che succedesse che nel momento in cui abbiamo superato l'emergenza e l'economia riparte, le imprese o le famiglie fossero gravate dal dover rientrare troppo rapidamente da questa sospensione necessaria che facciamo. Contemporaneamente sospenderemo anche i contributi previdenziali per quasi tutti i settori, in maniera tale che ci sia un alleggerimento e soprattutto un intervento sulla liquidità. Ma al tempo stesso è necessario quindi occuparsi di tutte le categorie di lavoratori e di imprese. Penso a quei lavoratori, a quelle imprese piccole, piccolissime, sotto i 5 dipendenti che oggi non hanno particolari tutele. Bene, anche per loro ci sarà la possibilità della cassa integrazione e dell'integrazione salariale di cui oggi non godono. Ma attenzione, c'è una fascia professionale che riguarda il lavoratore autonomo, il singolo lavoratore, quello che non ha dipendenti. Anche per loro pensiamo ad un indennizzo anche sulla base del fatturato che perdono, ed è misurabile rispetto alla situazione che abbiamo di fronte come crisi, ma anche coloro che non riescono a misurare facilmente il fatturato perché potrebbero non poterlo dimostrare, avranno a disposizione strumenti di intervento, i primi dei quali ho già citato, come il non pagamento intanto delle rate. Quindi un intervento di 25 miliardi di cui circa la metà li spendiamo subito e li mettiamo subito a disposizione di famiglie, imprese e lavoro. Gli altri li consideriamo una riserva, sperando di non doverli utilizzare tutti, ma averli subito pronti per poter intervenire mano a mano che questa situazione si evolverà. È chiaro che la conseguenza generale sarà anche un abbassamento del PIL, sarà un abbassamento del quadro finanziario generale che abbiamo di fronte. Per questo abbiamo avviato un confronto con l'Unione Europea. L'autorevolezza del governo ci ha consentito durante la legge di bilancio di avere una flessibilità importante, ma a questo punto anche in queste ore stiamo vedendo come
vi è presa di coscienza da parte dell'Unione Europea, una stagione difficile per tutti, per i cittadini, per i lavoratori, per le imprese, che va affrontata, come ho detto all'inizio, con grande senso di responsabilità. È il momento di dimostrare il grande paese che siamo, coesi, uniti e solidali, e siamo certi tutti che ce la faremo e in tempi ragionevolmente brevi riprendere non soltanto una vita normale, ma anche la nostra attività economica e fare in modo che questo nostro paese, questa nostra Italia rioccupi quel ruolo importante che ha nel mondo. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Continua l'informazione a catena, potremmo dire così, ma di Rete Veneta non è esattamente il termine adatto, ma credo dia l'idea della continuità con la quale ci teniamo a tenervi aggiornati su quello che succede in queste giornate davvero indimenticabili per tutti noi veneti e italiani. Avete sentito l'ex sottosegretario, credo, sia ex Pierpaolo Baretta, ora candidato a sindaco di Venezia, una lunghissima esperienza nel sindacato, quindi una persona che si spera abbia ora sia candidato appunto a sindaco di Venezia, una persona che quindi speriamo abbia in maniera concreta sotto occhio un po' la situazione di quelli che sono i problemi, come lui ha accennato in questo lungo contributo filmato, soprattutto delle nostre piccole e medie aziende locali, delle piccole attività, delle partite IVA, sulle quali ho sentito parlare addirittura del ricorso alla possibilità di contributi straordinari, addirittura di cassa integrazione. A me viene da dire, a volte il periodo di campagna elettorale può essere molto utile nei momenti di difficoltà delle famiglie o delle persone, sperando che poi le promesse vengano mantenute. Insomma, ovvio, bisogna essere anche un pochettino disincantati, però non è escluso che magari in questo periodo il politico in corsa per una carica di prestigio, come in questo caso Baretta per la poltrona di primo cittadino di Venezia, non possa sbilanciarsi per conto suo e per conto di altri, magari davvero nello strutturare un qualcosa che possa essere utile, soprattutto pensiamo insomma ai ceti medio-bassi, ma anche insomma ai ceti produttivi del Veneto e non solo. Allora, come vi accennavo poc'anzi, proseguiremo con la nostra diretta analizzando insieme i diversi contributi che arrivano dalle fonti di informazione ufficiali. Ovviamente avete sentito quest'oggi anche molti contributi abbiamo potuto già ascoltare delle notizie piuttosto interessanti, o perlomeno la conferenza stampa molto interessante del presidente Zaia, che non ha usato mezzi termini su come dobbiamo comportarci noi tutti in questo periodo e non ha usato mezzi termini con chi non si comporta bene in questo periodo rispettando le direttive ministeriali. E per esempio ogni tanto salta fuori qualche esercente e anche qualche cliente che si fa beccare, nonostante sapete che se si incorre nella denuncia da parte delle forze dell'ordine le cose si fanno serie, a cominciare da una contravvenzione di una ammenda di 206 euro e poi con le conseguenze penali collegate che possono trascinarsi ovviamente ai noi per anni, perché così può succedere nel momento in cui si mette piede in un tribunale italiano. Anche lì i nostri soldi a volte, se fossero spesi meglio, ci solleverebbero magari da lunghi bracci di ferro. Allora, a Treviso è scattata una prima denuncia penale per un bar. È prevista anche la chiusura di un bar che stava servendo oggi il caffè, mentre nonostante le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio Conte. E i vigili urbani sono entrati nell'esercizio pubblico, pensate, in Borghese. Questo posto vende anche tabacchi, quindi sapete che invece per quanto riguarda le tabaccherie e tutti i servizi che si trovano in tabaccheria, informatici e non, insomma, c'è qualche esenzione. È situato, comunica l'ANSA, tra il centro e la stazione dei treni. Hanno sorpreso il gestore a somministrare bevande e questo è vietato, lo sapete, e quindi è scattata la denuncia, mentre per la vendita di tabacchi è permessa dal decreto, ha spiegato il comandante della polizia locale Andrea Gallo. La restante attività doveva essere sospesa e questo mi pare corretto. Detto questo, vi accennavo al contributo di quest'oggi dell'ora di pranzo che riguarda appunto la conferenza stampa, il punto stampa tenuto
dal presidente della regione Luca Zaia. Ascoltiamo, dopo il suo annuncio diciamo diretto, univoco, le sue risposte alle domande dei colleghi della stampa presenti presso il centro regionale della protezione civile di Marghera. Governatore, dopo le nuove regole c'è molta confusione per gli esercizi aperti o no. Ci sono delle realtà che sono particolari, il benzinaio può rimanere aperto ma al bar, e quindi si addensano dentro questo bar, perché l'italiano alla fine fondamentalmente è furbo. C'è la caffetteria, pasticceria, che però vende anche il pane, e si addensano, le persone si recano in questi posti. Seconda domanda, ne approfitto, la Lombardia, ci è stato spiegato, ha preso degli ex capannoni fieristici proprio per aiutare gli ospedali. Possibile anche per noi, visto quello che ci ha detto? Guardate, ve l'ho detto prima, noi abbiamo un piano, ma è un piano che è ospedaliero, non vi posso anticipare di più. Abbiamo un piano che valuta anche lo stress test estremo, e vi ricordo che sullo stress test estremo mi evito di dire numeri di terapia intensiva perché sono da brivido, e non voglio citarli non perché nascondiamo la polvere sotto il tappeto, ma semplicemente perché per scaramanzia spero che non si arrivi mai, punto. E noi dobbiamo anche puntare anche su una dose di buona fortuna, questo lo dobbiamo dire, no? E chi crede deve anche, come si deve, sperare in Dio. Detto questo, vi dico che noi un piano ce l'abbiamo, lo presenteremo, ma nel frattempo alcune scelte di natura sanitaria, come vi ho anticipato, le faremo. Per quanto riguarda i bar nei distributori, io ho posto una questione per dire, ma non è una critica, dobbiamo partire da un presupposto. Vi dico la questione che ho posto io anche questa mattina: gli autogrill aperti è un'altra partita. Io sostengo che debbano restare aperti e faccio appello ai gestori degli autogrill, faccio appello alle società autostrade e a tutti i gestori autostradali, almeno nel mio Veneto, ma direi dappertutto, che dobbiamo garantire i bagni. Dopodiché qualcuno mi ha detto: ma gli autotrasportatori come faranno? Fanno come facciamo tutti noi, ci compriamo il panino, ce lo facciamo, ce lo portiamo via. Non penso che sia la morte, la fine del mondo se uno non trova aperto il self-service dell'autogrill. Lo facciamo nell'interesse della salute di tutti i cittadini. Dopodiché, e qui spezzo una lancia nei confronti di chi scrive le leggi, noi non è che possiamo pensare di continuare a ragionare e di pensare che, ma visto che il bar è aperto nel distributore, tutti al bar del distributore, perché se noi pensiamo che da qui all'infinito dobbiamo correre dietro a quelli che trovano il vulnus nella legge, finisce che io riempio le terapie intensive. I veneti devono capire che devono stare a casa, non andare al bar. Al bar non si va, non serve adesso andare al bar. Allora, se è rimasto perché la legge non ha previsto che ci sono alcuni distributori che hanno anche la mescita di bevande e alimenti, non si va, punto. Mi spiace per i gestori di questi luoghi, ma non dovete andare nei bar. E purtroppo, guardate, anche ieri sera, prima che arrivasse il decreto, io ho fatto ritorno a casa, ho visto tavoli pieni fuori dalle terrazze dei bar. E tanto è vero che ho detto, va, durerà ancora poche ore, perché sapevo che usciva il decreto. E per fortuna, ma noi non possiamo in continuazione fare un'azione di repressione, perché questo è un percorso che dobbiamo fare assieme con serenità. Non possiamo correre dietro a gente che pensa che il virus non esista. Chiaro? Presidente, ma quindi secondo lei, arrivato a questo momento, non adottare delle misure un po' più restrittive, quindi chiudere anche appunto le aziende, magari le grandi aziende che lavorano corpo a corpo tra le persone, potrebbe essere un'ulteriore soluzione? Ma io mi fermo qui, dico semplicemente che questa non è un'attività che può fare la Regione, perché questa è una competenza squisitamente governativa. Peraltro devo anche dire un'altra cosa, che è pur vero che le misure fondamentali che arrivino a livello tutte le misure, non sto parlando solo di queste, perché poi abbiamo garantito l'accesso al tema dei fondi. Siccome si parla di 20-25 miliardi di euro, questi sono fondi che devono essere dedicati alle imprese. Dopodiché ho visto che questo provvedimento durerà fino al 25 di marzo, vi ricordo che le scuole restano chiuse fino al 3 e immagino che la situazione, se sarà quella che prevediamo noi sulle scuole, ho l'impressione che si apra un grandissimo punto di domanda per la riapertura.
Però anche questa è un'azione che andremo a valutare ed è di competenza nazionale e valuteremo al tavolo con il governo prima del 3 di aprile. Dico anche che tutte queste partite verranno poi, immagino, valutate. È pur vero che i temi che tu poni sono temi assolutamente reali. Prego. Sì, Presidente, una domanda. È pur vero che tantissimi veneti, tantissime persone ormai a questo punto in tutta Italia stanno dimostrando di avere, diciamo, sale in zucca, però ci sono ancora forse troppe persone che continuano a sottovalutare. Cosa dobbiamo fare con queste persone? Perché gli faccio il test, si vedono. Facciamo così, infrango la legge, gli facciamo il test gratuito. Quelli che sono convinti che il virus non esiste si facciano vivi che facciamo il test. Ma quelli che sono convinti che no, adesso non vorrei che tutti chiamassero con la scusa di dire che il virus non esiste e vengono a fare il test. Ecco, capiamoci. Però come provocazione, se ci fosse qualcuno che è veramente convinto che lui non ha problemi a far nulla, probabilmente è uno già di contagiati. Presidente, ieri la commissaria europea ha detto siamo tutti uguali, siamo tutti italiani, come si sente un po' di confusione? Sì, lo vado a dire a quelli che chiudono le frontiere, lo vado a dire alle foto che abbiamo visto, spero siano reali, di frontiere di secondo livello con i massi per evitare il transito. Andiamo a dirlo ormai in Europa che è sostanzialmente paralizzata. Allora, prima lei mi chiedeva delle imprese, se continuiamo di questo passo le imprese non verranno chiuse dal DPCM, ma verranno chiuse dai mercati, perché se le nostre merci non riescono ad andare fuori dai nostri confini, finirà che le nostre imprese lavorano solo per il mercato domestico, e non mi risulta che il mercato domestico sia sufficiente per le imprese venete e italiane. E comunque è un dato di fatto che qualcuno dice che Schengen non è sospeso. Io dico che bisogna prendere atto che quando tu vedi una colonna di macchine a un valico vuol dire che c'è qualcuno che ferma queste macchine, in teoria non dovrebbero neanche fermarsi. Non biasimo nessuno perché davanti a un virus comunque le reazioni sono le più disparate, però non è possibile che l'Europa sia così latitante. È scandaloso, è vergognosa l'assenza dell'Europa, e non sto facendo un discorso anti-europeista, io credo nell'Europa, però penso che l'Europa da un punto di vista finanziario è ancora in ritardo rispetto alla Federal Reserve che si è già mossa. E così è accaduto anche con la crisi del 2008. Prima Federal Reserve e dopo arriva la BCE. 2, l'Europa da un punto di vista sanitario non sta coordinando gli Stati membri. Ma scusate, ma è possibile che il Veneto fa 22.000 tamponi e ci sono Stati europei che hanno i morti di coronavirus che hanno fatto meno tamponi del Veneto? Ma vi sembra normale? Ma cosa facciamo, il gioco di chi va in classifica? Noi siamo persone responsabili e io ho dato ordini di incentivare ancora di più i tamponi, perché ogni positivo che troviamo sta a casa, 14 giorni. Abbiamo visto che con VOV funziona questo sistema. Ovvio che non riusciamo a farne 5 milioni, anche perché il solo costo di 5 milioni, facevamo il conto questa mattina, acquisto tampone e analisi, mettendolo a 30 euro, sono 150 milioni di euro. Capite che è difficile fare un'operazione del genere. Detto questo, a parte i tempi che fa 5 milioni, noi abbiamo una capacità di 1500 tamponi al giorno, una roba del genere sul laboratorio principale, arrivare a 5 milioni ci vuole tanto. Detto questo, l'Europa ha un comportamento scandaloso e sulle frontiere c'è questo tema, è un tema reale che non possiamo trascurare, perché molti approfittano anche di questa partita per chiudersi. Che sia chiaro che il virus è diffuso in tutto il mondo perché l'OMS ha dichiarato la pandemia. E non possiamo accettare che il Veneto, la Lombardia e poi di conseguenza ovviamente l'Emilia Romagna e l'Italia siano diventate la One d'Europa. Chiaro? Perché il virus è arrivato un mese prima in Germania che in Italia. E se facevano i tamponi che abbiamo fatto noi, oggi avrebbero anche un'altra situazione descritta. E a me spiace anche che ci siano persone che anche ci scrivono, che fanno, perché poi c'è sempre l'autodifesa, no? Ma chissà perché solo in Italia, ma state sbagliando la strategia, ma sì, vabbè, se qualcuno vuole offrirsi come cavia facciamo la prova. Guardate, questo è un virus che manda la gente in terapia intensiva. Noi non abbiamo mai avuto tutta questa gente in terapia intensiva, non so se l'avete capito. In Lombardia l'altro giorno sono morte 135 persone in 24 ore. Non in 24 mesi, in 24 ore.
Il collega Fontana ha tutta la mia solidarietà e ieri sera mi diceva che sta andando in crisi, ovvero in esaurimento con i posti a Bergamo, in quelle province. Cioè la crisi è forte, non a caso hanno un padiglione della fiera attrezzato per terapie intensive. Presidente, scusi, c'è una questione poco chiara. Per quanto riguarda il personale nelle scuole, c'è chi si sta comunque recando, seppur con turnistiche eccetera, però questa presenza è necessaria, non potrebbero rimanere... Ma guardi, questo è sempre un decreto del governo, perché la scuola non dipende da noi. Qualcuno dice adesso non voglio aprire fronti con l'autonomia. Ma noi non abbiamo competenze, la scuola, siccome non abbiamo l'autonomia, non è una competenza nostra, né il personale, ATA come lo viene definito, né i docenti, tantomeno la programmazione o l'indizione della chiusura, dell'indizione della chiusura e dell'apertura delle scuole. Dipende dal governo, tanto è vero che ci vuole un decreto del governo. E il personale ATA nel DPCM che ho visto è previsto che ci vada a fare le attività, sono gli amministrativi, immagino che non siano folle perché sono degli amministrativi e ovviamente i bidelli, adesso non so se offendo qualcuno a chiamarli bidelli, insomma chi si occupa diciamo dell'assistenza del resto delle attività. Punto. Immagino che nei grandi edifici non siano in tanti, però mi fermo qui, nel senso che questa disposizione va corretta con un DPCM, non con ordinanze della Regione. Presidente, Walter Ricciardi dell'OMS, consulente anche del Ministero della Salute, ha appena dichiarato sarà una guerra molto lunga, se tutti collaboriamo forse possiamo arrivare all'estate per superare questa emergenza. Come possiamo poi commentare anche questa frase? Che le abbiamo già dette noi queste cose, le abbiamo già dette noi nei nostri modelli. Se non si interviene in maniera importante abbiamo gli ultimi e i pazienti a luglio. Mi fermo qui, non vi dico nel frattempo cosa accade. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, lei ha detto che... Stiamo lavorando. C'è un tema i temi sono alcune linee totalmente vuote, altre fortemente piene, e il tema della sicurezza. È ovvio che finché restano aperte alcune attività o alcuni movimenti di cittadini è inevitabile che il peso, sì, tutti dicono l'industria, ok, ma c'è anche il tema degli uffici, c'è anche il tema degli amministrativi, per cui cercheremo di capire bene tutto anche rispetto ai nostri uffici regionali. Però ci sta lavorando l'assessore De Berti. Altre domande? In tempo reale. Arriverà un comunicato oggi. In tempo reale. A fronte del boom di nuovi contagi, accendete un microfono, almeno si sente. No, si sente. Preoccupa la crescita di nuovi cluster o di fatto sono sempre gli stessi? No, guardate, il tema del cluster è un tema scientifico asseverato, cioè, quindi è così, ma ormai noi vi ricordate quando vi dicevo guardate che il virus è ubiquitario, ecco, ci ha raggiunto anche l'assessore Lanzarin. E il virus è ubiquitario, lo è a tutti gli effetti, quindi non andiamo, diciamo che abbiamo i nuovi focolai, punto. Abbiamo la Cristina Giacomuto, giornale di Vicenza, con me 9 domande, andiamo velocemente. Progetto tamponi con l'Università di Padova. Lo presenteremo a tempo debito. I medici di base anche ieri hanno denunciato di... Nel senso lo presenteremo a tempo debito anche perché noi con i tamponi stiamo continuando a andare avanti. Rispetto al progetto nello specifico del professor Crisanti, stiamo attendendo il professore che rientra da Londra e ha avuto difficoltà per giorni per poter essere autorizzato a tornare in Italia. I medici di base hanno denunciato ieri dei servizi un po' abbandonati, non supportati, senza DPI, tanto che si autotassano e stoppano l'assistenza programmata. Cosa risponde? Ma che i medici di base fanno un buon lavoro, l'abbandono lo sentiamo tutti in queste ore, cioè anch'io quando mi trovo da solo a prendere decisioni, però è altrettanto vero che facciamo un lavoro di squadra. E poi voglio anche dire una cosa, il problema dei dispositivi è un problema reale, cioè una volta per tutte riusciamo a registrare che non è un problema di maleducazione o disorganizzazione, mancano i presidi, punto. Ma mancano nel mondo, cioè l'avete capito o no che mancano nel mondo? Cioè, oggi la mascherina, letteralmente il cartone di mascherine viene rubato da una comunità all'altra a livello internazionale. Soldi dello Stato, 20
Vi ricordo peraltro che la Protezione Civile da subito ha fatto un'ordinanza prevedendo che tutte le produzioni nazionali non debbano uscire dal territorio nazionale, per cui anche quei pochi produttori producono solo per l'Italia, ma non bastano. E 20-25 miliardi, quanti fondi potrebbero arrivare in Veneto? Forcolini aveva detto che il Veneto ha diritto a una quota importante. Vabbè, ma questo poi lo vedremo, diciamo, con le suddivisioni, ovvio che non è che restiamo a secco. Trasporto pubblico lei ha già risposto, c'è il problema della donazione del sangue, scorte. L'abbiamo già detto. Medici di base abbiamo detto, terapia intensiva come sta andando l'abbiamo detto, sui medici e sul sangue no, mi pare che domande sono finite. Nicolussi Moro, giornale Corriere del Veneto, un secondo, chiedo scusa. Nicolussi, ecco qua. Ecco, la collega Nicolussi Moro chiede quando iniziano i tamponi su asintomatici e su tutti i contatti, come aveva detto ieri. Ma noi stiamo procedendo con i tamponi, tanto è vero che abbiamo passato i 20.000, forse 22.000, roba del genere, e quindi noi di fatto siamo stati quelli negligenti che hanno sempre voluto fare i tamponi, criticati da tutti, anche da media, che volevano farci la lezione del fatto che erano inutili, ma noi li abbiamo fatti e per fortuna qualche esito penso lo abbiano dato questi tamponi, no? Trovare il positivo, asintomatico e isolarlo, e isolare tutta la corte dei contatti. Continuiamo, nel senso che noi non ci fermiamo. Ovviamente abbiamo ordinato, abbiamo già comunque una dose di tamponi, insomma, che ci vogliono settimane per farli tutti, ma abbiamo un magazzino in riempimento perché vogliamo comunque incentivare e incrementare ancora di più con un'organizzazione, diciamo, fatta in maniera diversa i tamponi. Occhio che 5 milioni di veneti da tamponare è impossibile. Temporalmente e anche dal punto di vista economico. La collega Pedriva del Gazzettino chiede il piano Marshall per la sanità, cosa ci sarà dentro? Sospensione delle attività di specialità residuale per dare gli spazi ai malati di Covid-19? Beh, questo è un ragionamento che ci sta di minima, però vi posso garantire che quando l'avremo diciamo nero su bianco, diciamo che l'abbiamo già la bozza, lo presenteremo ufficialmente perché va presentato e spiegato, onde evitare che poi ognuno dia la sua spiegazione. Guardate, ne ho parlato anche... Bene, tutto molto interessante quello che dice il Presidente Zaia. Ci sono dei passaggi che per esempio a me hanno molto colpito quando ha detto per le scuole attenzione perché il 3 aprile potrebbe non essere la data di fine della chiusura e a mio modesto parere qui ha ragione, però bisogna sempre aspettare ovviamente in questo caso il Ministero della Pubblica Istruzione. E che il fatto che avremo degli ultimi malati a luglio, provate a pensare alle nostre località di villeggiatura che cosa potrà succedere. Veramente incrociamo le dita che queste due cose possano smentire, ecco, che su queste due cose il Presidente Zaia per esempio possa essere smentito. 340 32 18 379, lo vedete qui, aspettate perché sono a rovescio, sopra alla mia destra, è il nostro numero di telefono a vostra disposizione, però con una raccomandazione, solo per messaggi WhatsApp o SMS scritti, per cortesia, non chiamate per chiamate vocali, non mandateci messaggi WhatsApp vocali. Alcuni nostri telespettatori interrogano la nostra redazione e noi insomma ci facciamo, dove sappiamo, proviamo a dare una risposta, dove non sappiamo giriamo ai molti politici che passano per questi studi, che intervistiamo quotidianamente nei nostri telegiornali, le domande dei nostri telespettatori. Ho seguito la conferenza stampa di Zaia e sentito dei costi per il tampone a spese della sanità veneta. Non è possibile metterli a pagamento per chi desidera farlo? Credo che molte persone sarebbero disposte a pagarlo pur di essere certe di non avere il virus. Credo che sia un'osservazione molto pertinente. Gireremo questo quesito al Presidente Zaia e anche all'assessore Emanuela Lanzarin, assessore alla sanità. Perché non usare le caserme per ricoverare, curare i contagiati e lasciare i posti negli ospedali per le consuete degenze? Ci sono anche gli ospedali militari.
E certo bisogna che le strutture regionali si mettano a dialogare con le strutture nazionali dell'esercito, che come sapete non sono regionalizzate, o perlomeno lo sono per certe competenze, ma secondo me per quanto riguarda i loro stabili, intesi come edifici, no. Perché devo continuare ad andare al lavoro se non vengono rispettate le misure di sicurezza sul posto di lavoro? È una domanda piuttosto delicata, bisognerebbe rivolgersi, anche i lavoratori devono informarsi, devono casomai sapere a chi possono appellarsi qualora le misure base, insomma, che abbiamo sentito in questi giorni, imposte da Ministero e dalla Regione, non venissero rispettate. Ogni azienda, piccola, media o grande, ha un suo responsabile per la sicurezza e anche un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul posto del lavoro. Dove non fosse possibile, probabilmente conviene rivolgersi esternamente, penso io. Sono immunodepresso e abito con mio figlio 20enne che lavora in fabbrica. Lì non riescono a rispettare le distanze di sicurezza perché sono in tanti. Se mai dovesse ammalarsi e portare a casa il virus, io non ne uscirei tanto bene, ci credo. Perché non chiudere quelle fabbriche nelle quali non si riescono a rispettare le distanze di sicurezza? Anche questa è una domanda sensata. La collego a una interrogazione o a una osservazione a riguardo fatta dal deputato bellunese Luca De Carlo, che appartiene a Forza Italia. Dice in estrema sintesi: fermiamo anche le fabbriche. Il sacrificio di pochi giorni può valere una vita. Ecco, caro signore, per esempio in questo caso c'è qualcuno che ha intuito il suo problema a distanza. Un appello ai cittadini a restare a casa e uno forte al governo affinché chiuda tutto, fabbriche comprese, lo lancia il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Non capisco in base a quale criterio sarebbe più facile infettarsi dal parrucchiere piuttosto che in fabbrica. Lo vediamo in tutta Italia, in tutto il Veneto, da Cibiana di Cadore a Marghera. Operai che lavorano nello stesso locale e prima e dopo affollano le stazioni e i mezzi pubblici. Serve un blocco totale per tutelare la salute dei lavoratori e anche per rispetto a quelle migliaia di operatori della sanità da oltre un mese in prima linea in questa enorme battaglia. Molto interessante, molto difficile. Secondo me è una strada molto in salita questa proposta. Ne approfitto per ricordarvi che alle 14:32, mentre vi ricordo che il numero telefonico che vedete qui è a vostra disposizione per messaggi SMS o messaggi WhatsApp solo scritti, grazie, non telefonate, non mandatene di vocali perché non li apriremo, che alle 14:32 la ULSS 2 di Treviso ha comunicato la prima guarigione tra i malati di malattie infettive da coronavirus. È avvenuta appunto la prima guarigione tra i pazienti Covid positivi dell'ULSS 2. Ha lasciato l'unità operativa di terapia intensiva del Cafoncello di Treviso un paziente under 50, attenzione a questo dettaglio, tra i primi che furono ricoverati nel reparto diretto dal dottor Farnia a seguito dell'emergenza coronavirus. L'uomo, indirettamente collegato al cluster di geriatria di Treviso, si è negativizzato al Covid e, stante il miglioramento delle sue condizioni, è stato trasferito in altro reparto del nosocomio. La seconda notizia positiva che arriva sul fronte coronavirus riguarda lo svuotamento dell'unità operativa di geriatria dell'ospedale trevigiano. 32 pazienti sono stati trasferiti in un'ala dedicata e isolata rispetto al resto della struttura del centro di servizi Civitas Vite di Vedelago. Un paziente Covid negativo è in fase di dimissione. Altri 6, sempre negativi, saranno trasferiti in ortopedia. Ecco qua. Un'ultima notizia ci arriva anche dal mondo bancario, più precisamente dal mondo del sindacato bancario, perché i sindacati regionali dei bancari e dei postali hanno scritto a tutti e 7 i prefetti veneti e alla regione comunicando che, nonostante ci sia un'emergenza in corso, i servizi richiesti agli sportelli degli istituti bancari e all'Agenzia delle Entrate e Riscossione del Veneto e dei servizi postali, sì certo, sono particolarmente elevati. Cioè sono attivi, non sono stati fermati dal provvedimento del Presidente del Consiglio, ma ecco, soprattutto, fanno notare i sindacati, per la maggior parte dei casi non sono pratiche assolutamente indifferibili da fare al più presto perché urgenti e non si possono rimandare, altrimenti scatta la mora o altrimenti c'è una scadenza.
Questo, fanno notare i sindacati, comporta ed espone cittadini e lavoratori a gravi rischi. È anche vero, per carità, che sì, non tutti hanno magari pratica con l'internet banking, che peraltro è molto comodo, ma penso che molte persone anziane, come ben sapete, hanno questa abitudine di continuare ad andarsi a prendere la pensione contanti o cash, come piace dire a quelli che conoscono le parole straniere. Mentre vi comunico una cosa, a proposito, si parla molto, anzi forse potremmo fare così, collego la prossima notizia al prossimo servizio, se è pronto, credo di sì, l'abbiamo realizzato stamattina qui in Bassano del Grappa, dove ha sede principale Rete Veneta, consultando il direttore dell'Ascom di Bassano. Chiedo conferma ai colleghi della regia. Grazie. In cui abbiamo cercato di farci dire innanzitutto, farci spiegare quali sono gli esercizi costretti alla chiusura. E quali sono quelli aperti. Si fa prima a dire quelli chiusi, perché sono molto meno in realtà, almeno come categoria merceologica, e poi quali sono le richieste del mondo, della piccola imprenditoria, in questo caso degli esercenti, dei commercianti, al governo, richieste urgenti perché si avvicinano delle scadenze di pagamento appunto indifferibili, come dicevamo poco fa per i pensionati o per le persone che vanno in banca comunque, anche se non hanno scadenze così urgenti, e ci sono delle scadenze molto vicine, il giorno 16 di marzo. Sentiamo cosa ci ha detto il direttore della sezione di Bassano di Ascom Confcommercio. SOS dei commercianti bassanesi. Il governo autorizzi il rinvio delle prossime imminenti tasse e le moratorie sui prestiti. Si avvicinano le scadenze di metà marzo. Visto che la scadenza dell'IVA è appunto lunedì, io penso che già entro venerdì o sabato potremo disporre di queste nuove forme di aiuto. Il commercio a questo punto è uno dei settori, è il settore maggiormente danneggiato e quindi è il settore che più di altri ha bisogno di aiuti economici, che non sono solo quelli della cassa integrazione in deroga, che assolutamente è uno strumento che peraltro andremo a utilizzare in forma massiva a questo punto, ma sono appunto quello della defiscalizzazione, delle moratorie. Sulla situazione dei negozi facciamo prima a dire quali restano chiusi per l'ultimo decreto. Quelli che vendono alimentari non essenziali come le gelaterie e le pasticcerie e tutti i pubblici esercizi di somministrazione di cibi e bevande che però restano aperti in autostrada. È chiuso tutto il settore dell'abbigliamento, anche nei mercati all'aperto. Questa profumeria ha chiuso, forse perché è specializzata in cosmetici o per scelta, ma l'ultimo decreto consente l'apertura. Il provvedimento, spiega Celleghin, punta a evitare i contatti sociali e incoraggia a muoversi il meno possibile. Su questo punto i negozianti di alimentari si dicono pronti alle consegne a domicilio. Alcune amministrazioni comunali come quella di Bassano, lo sa, ed altre, Rossano Veneto, stanno mettendo in piedi questo servizio. Serve che chi la garantisce sia strutturato, organizzato, che abbia un minimo di possibilità di muoversi, ma assolutamente nell'elenco che le amministrazioni andranno a fornire basterà chiedere e il servizio verrà fatto recapitare a casa. Molto bene, mi sembra questa una cosa assolutamente fattibile, soprattutto per gli anziani, soggetti generalmente a rischio, e le persone che vivono sole, che magari non hanno piacere, non potranno muoversi, però insomma ecco, o le persone malate. A proposito di slittamento di tassazione, come richiedeva il direttore Celleghin, l'Università di Verona ha deciso di adottare in maniera urgente un decreto per far slittare il versamento della seconda rata della tassazione universitaria. Slitterà al 15 maggio, era in scadenza il 31 marzo, ecco l'ANSA delle ore 14:52, e anche della terza rata che era in scadenza l'1 giugno viene spostata al 15 luglio. È un gesto, dice l'Ateneo, di vicinanza e comprensione delle difficoltà oggettive che molte famiglie di studentesse e studenti si trovano ad affrontare. Direi che è stata una buona idea. Il rettore si chiama Pierfrancesco Nocini. Allora, direi che a questo punto, mentre stiamo raccogliendo altri contributi filmati e altre notizie che vedete ogni tanto mi costringono a staccare lo sguardo dalla telecamera, abbiamo anche la possibilità, ci prepariamo a rivedere intanto, mentre c'è anche un'ordinanza che arriva, chiedo scusa, dal comune di Mussolente, andiamo a vederla. Urgente chiusura dei parchi pubblici comunali per quanto riguarda
la comunità misquilese, dopo Bassano, dopo Cittadella, che vi abbiamo dato notizia poco fa, il sindaco, come vedete, richiamando i vari decreti governativi, ordina a tutti, fino al giorno 3 aprile compreso, la chiusura dei parchi pubblici comunali. Sono 2 di via Roma e via Francesco Baracca, ma insomma è anche un piccolo comune, ma comunque che si fa carico di una decisione piuttosto importante. Direi di ritornare a sentire ancora per qualche minuto ho capito, benissimo, allora noi proseguiamo con il nostro contributo. Abbiamo anche una comunicazione abbastanza importante, restiamo in territorio bassanese, da parte dell'azienda della multi-utility ETRA, che dà delle disposizioni piuttosto precise su quello che bisogna fare nei prossimi giorni nei centri di raccolta. Credo che sia pronto questo pezzo, lo vediamo insieme. Vediamo un attimo se riusciamo a mandarlo, perché è stato proprio montato in questi minuti, lo stiamo appunto approntando in questo momento. C'erano delle disposizioni abbastanza importanti che riguardavano per comunicazione dell'ufficio stampa di ETRA. Benissimo, proseguiamo. Ok, proseguiamo con altre notizie che ci sono arrivate. Avete sentito quindi poco fa che il direttore dell'Ascom Confcommercio ci segnalava appunto i problemi che sostiene in questo momento la categoria del commercio al dettaglio, principalmente, insomma, della piccola azienda del commercio. Da quanto avete capito si fa prima forse a dire quali sono i negozi che le merceologie fermate dal decreto del Presidente Conte. Sono per esempio tutte quelle che riguardano il cibo non urgente, non essenziale per la sopravvivenza, e tutte le attività di somministrazione di bevande e di cibo quindi fornito ai cittadini. Sono tutte chiuse. Poi avete visto l'abbigliamento è chiuso principalmente, qualche profumeria, nonostante non ci sia esattamente una comunicazione così grave al riguardo, e quindi vedremo insomma nelle prossime ore come e se evolverà la situazione. Sono successe anche delle cose piuttosto interessanti, per esempio sempre per quello che riguarda un esercizio che però è anche un monumento, il caffè Pedrocchi di Padova. Abbiamo ricevuto dai nostri colleghi della redazione di Padova, abbiamo ricevuto dai nostri colleghi della redazione di Padova alcune clip piuttosto brevi del lavaggio. Ecco, prego i nostri colleghi di farlo vedere. Eccolo qua, l'ingresso del colonnato del portico di Giuseppe Iappelli è stato bonificato stamattina, lo storico caffè Pedrocchi, sapete, il caffè senza porte della città di Padova, è stato bonificato stamattina. C'è un'altra immagine piuttosto diciamo anche particolare, anche piuttosto bella, se vogliamo usare questo termine, anche se magari non è proprio così, e che riguarda sempre il trattamento che hanno ricevuto anche le pertinenze. Qui siamo nella Galleria Pedrocchi, che collega lo storico caffè padovano con le piazze, con il municipio in particolare, ecco, che vedete l'addetto e tutte queste persone che lavorano per la nostra tranquillità. Abbiamo appunto ora un contributo filmato, credo pronto, se ho capito bene, che riguarda appunto quello che ha detto il Presidente Zaia riguardo alle attività economiche, il Presidente Conte sulle attività economiche, che fa un po', insomma, molto esplicativo, insomma, in modo che ci chiariamo le idee un po' anche noi. Tenete presente sempre il nostro numero di cellulare 340 321 8379 per SMS e per messaggi WhatsApp rigorosamente solo scritti. L'Italia rimarrà sempre una zona unica, l'Italia protetta, ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Nessuna corsa, attenzione, non è necessario fare nessuna corsa quindi per acquistare cibo nei supermercati. Chiudiamo però negozi,
bar, pub, ristoranti, lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio. Chiudono anche parrucchieri, centri estetici, chiudono i servizi di mensa che non garantiscono una distanza di 1 metro di sicurezza. Per quanto riguarda le attività produttive, le attività professionali, va attuata il più possibile la modalità del lavoro agile, vanno incentivate le ferie, i congedi retribuiti per i dipendenti, restano chiusi i reparti aziendali che non sono indispensabili per la produzione. Industrie e fabbriche potranno ovviamente continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza adeguati a proteggere i propri lavoratori al fine di evitare il contagio. Sono incentivate le fabbriche e le industrie a predisporre misure che siano adeguate per reggere questo momento, quindi regolazione dei turni di lavoro, ferie anticipate, chiusura dei reparti non indispensabili. Resta ovviamente garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti, dei servizi di pubblica utilità, dei servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi, nonché di tutte quelle attività necessarie, comunque accessorie, rispetto al corretto funzionamento dei settori rimasti in attività. Saranno garantite le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività. Quindi continueranno le loro attività nel rispetto ovviamente della normativa igienico-sanitaria. La regola madre rimane la stessa. Dobbiamo limitare gli spostamenti alle attività lavorative per motivi di salute o per motivi di necessità, come è il caso di fare la spesa. Sì, insomma, avete sentito questa norma, questo decreto punta a ridurre la socialità, la possibilità di incontrarsi e a ridurre, diciamo, aumentare un po' le distanze, evitare gli incontri affollati con altre persone. Quindi insomma la spesa si può fare, però occhio dove la si fa e soprattutto non vale la pena imbarcarsi in macchina per fare molti chilometri quando la si può fare più vicina. Ecco, questo è anche il senso del messaggio del Premier. Ricordo che continuano ad arrivare molte ordinanze di chiusura di parchi pubblici da parte di sindaci, in questo caso veneti. Vi ho già segnalato quella di Cittadella, quella di Mussolente, che appunto continuano a dirci, continuano a comunicare. Vanno chiusi i parchi, cioè vengono chiusi i parchi pubblici ed è vietato frequentarli. Attenzione, quindi informarsi anche per le famose passeggiate che molti cittadini sostengono siano insomma perlomeno consentite. Fino a poco tempo fa ci dicevano anche salutari, no? Per muoversi e per stare meglio. Ricordo anche che c'è una proposta da parte del deputato di Fratelli d'Italia e segretario regionale di questo partito di come dire, arrivare alla chiusura anche delle fabbriche, e alcuni nostri ascoltatori infatti ci hanno interrogato su questo, perché dicono effettivamente abbiamo vari problemi collegati al virus, cioè ci sono molti anche nostri parenti che lavorano in fabbrica, tornano a casa mentre magari noi familiari siamo rimasti al chiuso, quindi che senso ha? Luca De Carlo, deputato bellunese e coordinatore regionale di Forza Italia, ha lanciato questo appello al governo affinché vengano chiuse anche le fabbriche. Lo vedete, dice, fa notare dal nord al sud del Veneto, dall'ovest all'est, vediamo tranquillamente andare gli operai che nelle stesse ore lavorano negli stessi spazi, usano i mezzi pubblici, e quindi serve un blocco totale per tutelare la salute dei lavoratori e per rispetto anche di molti operatori della sanità, e non solo, anche insomma delle persone che poi loro incontrano a casa quando rientrano nel loro territorio. Volevo sentire se era pronto anche quel contributo che da parte di Ettra, chiedo ai colleghi della redazione e della regia, se no lo vediamo più avanti, mentre mi pare che ci sia anche uno
Sciopero allo stabilimento della Electrolux di Susegana, proclamato per domani, per contestare la scelta del governo di escludere dalle imprese obbligate a chiudere per i rischi di contagio quelle rientranti fra le attività produttive. Vedete che si sta ora diffondendo questo parere. Le RSU stavolta, le rappresentanze sindacali unitarie di un'azienda insomma non proprio piccola che è la Electrolux, chiedono che il lavoro sia interrotto anche nelle fabbriche e che il reddito per i dipendenti sia assicurato attraverso gli ammortizzatori sociali. Una scelta analoga è stata assunta dalle rappresentanze sindacali interne dell'azienda IRCA, gruppo Zoppas Industries di Vittorio Veneto, che ritengono insufficienti e divisive le misure restrittive decise dal governo per contenere la diffusione del virus nei luoghi di lavoro. Quindi anche in questo caso è previsto uno stop alla produzione per 8 ore fissato per domani. Ringrazio i colleghi e i nostri anche editori per il loro aiuto a questa lunga diretta, perché come vi dicevo abbiamo questo numero che è a vostra disposizione per inviarci dei messaggi WhatsApp o dei messaggi SMS, non messaggi audio e non telefonate per favore, perché non risponderemo. E i nostri telespettatori si fanno vivi, noi in base ai loro quesiti vediamo se riusciamo a rispondere all'interno del nostro team giornalistico oppure ci faremo portatori di queste domande alle persone che hanno una maggiore esperienza. Ho un appuntamento domani per portare mio figlio di 15 mesi a fare la vaccinazione. Posso portarlo? A mio modesto parere sì. Messaggio messaggio riferito al perché le tabaccherie sono ancora aperte. Attenzione, a casa ci sta lei, io fumo e le sigarette le voglio. A casa ci sta lei, forse era riferito a me. Vabbè, de gustibus non disputandum est, però attenzione perché insomma è chiaro, credo sia molto difficile stare senza le sigarette, però si potrebbe anche iniziare a pensare di smettere, non lo so. E comunque è anche vero che, come giustamente faceva notare anche qualche collega, qualche amico, nelle tabaccherie si svolgono anche molti servizi come i pagamenti, per esempio. Alcune tabaccherie sono diventate anche piccole banche, non so se ci avete fatto caso. Le indicazioni per il personale sanitario, anche a diretto contatto con i pazienti, sono di utilizzare le mascherine solo con i pazienti sintomatici. Comunicazione da verificare, da girare, credo, ai vertici della sanità veneta, che insomma anche i nostri colleghi della redazione, per esempio di Venezia, incontrano quotidianamente presso il punto di Marghera oppure insomma anche presso le nostre USL. Vedremo, sì, è una osservazione interessante, se fosse vera è una notizia che va verificata, decisamente. Ok, d'accordo, molto bene. Comunque ecco, come vi volevo dire, se possibile, se volete, potete girarci dei vostri quesiti al 340 321 83 79 e vedremo di far girare queste informazioni alle persone che hanno una preparazione anche magari maggiore della nostra, oppure se troviamo delle risposte anche magari in questi minuti, visto che saremo in diretta fino a sera qui su Rete Veneta. Vi ringrazio anticipatamente del fatto che ci seguite con molta attenzione, vedremo se riusciremo magari a rispondervi in tempo reale all'interno delle nostre dirette che proseguiranno fino a sera, poi anche con i nostri notiziari. Faccio notare che ci sono anche alcuni servizi legati prima al nostro argomento del commercio che ci siamo fatti dare nel dettaglio il decreto del Presidente Conte. Ci sono anche per esempio quei servizi alla persona che riguardano il lavaggio dei capi, quindi se ci sono anche persone che non riescono a fare da sé, hanno bisogno magari di bonificare degli indumenti o perché hanno il sospetto di essere stati magari a contatto in ambienti non particolarmente sani in queste ultime settimane, le lavanderie hanno l'autorizzazione a poter operare. Questo era anche un po' un riferimento anche a quel servizio che abbiamo visto prima relativo alla preoccupazione dei commercianti, soprattutto del commercio piccolo, del piccolo commercio, a non poter tenere aperto. In realtà restano chiuse poche categorie, forse più collegate ai pubblici esercizi che al commercio, che alla vendita di prodotti vari.
Benissimo, dicevo che non ai prodotti, diciamo, per esempio restano chiusi l'abbigliamento, le scarpe, restano chiusi le profumerie, alcune hanno chiuso ma in realtà non avrebbero il divieto, e quindi si fa prima forse a dire chi deve restare chiuso. Tutti i somministratori di cibo e bevande sotto varie forme, piccoli o grandi, devono tenere chiuso, quindi insomma alla fine il mondo del commercio speriamo ce la faccia, ma ha fatto le sue richieste al governo piuttosto precise. La dilazione, o meglio il rinvio delle rate delle prossime scadenze delle tasse, la dilazione o addirittura la moratoria sui prestiti e i mutui bancari e poter applicare le norme della cassa integrazione. In zona del Bassanese e anche di buona parte della provincia di Padova, la multi-utility ETRA ora ci avverte su alcune cose da rispettare nei prossimi giorni. Vediamo insieme. Emergenza coronavirus, restano chiusi anche i centri di raccolta rifiuti di ETRA e tutti i magazzini adibiti a deposito. Saranno altresì sospesi i servizi di consegna a domicilio dei contenitori. Prosegue invece normalmente la raccolta dei rifiuti porta a porta. Restano operativi i numeri verdi con orario normale dalle 8 alle 20. La chiusura, informa ETRA, sarà fino a data da destinarsi. Molto bene, non l'avete sentito, bisognerà probabilmente fare a meno di alcune osservazioni piuttosto pertinenti da parte della direzione di ETRA, della multi-utility padovana e vicentina. Stiamo tutti a casa, anche io lavoro in fabbrica e non abbiamo abbastanza distanza tra di noi. Fateci stare a casa, per favore. Abbastanza distanza al lavoro. Vivo da sola e non ho la possibilità di stampare l'autocertificazione. Come devo comportarmi? Credo che possa anche scriverla a mano, signora, eventualmente, nel senso, se ce la fa. Sì, credo di sì, insomma chiedo lumi anche magari insomma, ai colleghi, ma credo che se lei proprio la fa a penna, a mano e viaggia, mi raccomando, sempre con un documento di identità, si possa fare. Perché dite che gli anziani devono stare a casa? Le autorità. Perché le autorità dicono che gli anziani devono stare a casa? Sono anziana e una volta alla settimana vado a fare la spesa in farmacia. Sì, bene, ok, prendo sempre le giuste misure di sicurezza, devo per forza smettere di uscire di casa. Se la cosa si limita, credo che se la cosa si limita a un'uscita settimanale si possa fare. Poi, come detto, è anche vero che quasi tutti i negozi hanno riferito, hanno comunicato che sono pronti alla consegna di qualsiasi bene a domicilio. Credo che insomma dall'alimentari al giornale si possa chiedere il recapito a casa, una mancia magari può essere gradita oppure vedremo. Mi pare che all'Ascom di Bassano si parlasse di convenzioni con alcuni comuni che probabilmente si faranno carico delle spese di carburante o del tempo che comunque ci vuole nello spostarsi da un esercizio a un'abitazione. Quando si deciderà il governo italiano a chiudere tutto e stare a casa come hanno fatto in Cina e Corea, lì la situazione dei contagiati è migliorata. E nuovamente viene chiesto, la domanda è piuttosto pressante e probabilmente molto sentita, possiamo chiedere di eseguire il tampone volontariamente se decidiamo di pagarlo o di dare un contributo alla sanità, in questo caso alla sanità regionale? Non è la prima volta che viene fatta questa osservazione. Chi può, insomma, credo, poi a parte che bisognerebbe conoscere anche il costo, ma a parte questo, chi può probabilmente potrebbe chiedere una volontarietà di pagare, di avere una comunicazione certa per il tampone, potrebbe essere molto interessante. Chiedo, ecco, se vedete, è piuttosto interessante, credo, questo anche a suffragare quanto ci ha chiesto spassionatamente anche oggi il presidente Zaia, proprio l'abbiamo visto in certi passaggi, davvero rivolgersi a noi in maniera confidenziale, potremmo dire, quasi implorandoci a restare a casa, lo dico così insomma anche ai nostri signori che ci chiedono possiamo uscire, abbiamo necessità urgenti, insomma la spesa è esentata dalla contravvenzione e dal problema di
di eventuali blocchi delle forze dell'ordine. Come vedete l'incremento a quanto pare dei contagi, se non sbaglio, no, forse non sono i contagi, chiedo scusa, ma l'incremento dei casi in Veneto è rimasto piuttosto stabile, dato aggiornato come vedete all'11, cioè a ieri, mentre vedete che forse qualche spostamento magari un po' improvvido nelle altre regioni d'Italia, oppure il caso della Lombardia, in cui, come sapete, insomma, il bacino è stato interessato, è stato piuttosto grande, sembra quasi a dirci che in Veneto la prudenza sta dando qualche segno di che sta a consolare, a rinfrancare le teorie dei nostri esperti, del professor Crisanti, dello stesso Zaia, ma insomma dei vertici della sanità veneta e di tutte quelle persone che, se anche non sono al vertice ma fanno parte della sanità veneta, stanno lavorando per noi ed eventualmente anche per i nostri cari che sono ricoverati in un ospedale. Quindi diciamo che questa cosa un po' ci rinfranca. Avete sentito anche con Zaia nel precedente contributo filmato piuttosto scandalizzato sia da parte dell'atteggiamento dell'Europa, anche se poi è arrivato anche un messaggio di conforto e di vicinanza da parte dell'Unione Europea, ma Zaia piuttosto scandalizzato da quello che sta succedendo alle frontiere, queste chiusure di piccole strade avvenute in maniera più o meno artigianale, più o meno ufficiale. Anche qui resterebbe da capire, anche se per spostare dei massi piuttosto pesanti, come è successo in certi valichi di frontiera, magari che so, con la Slovenia o con l'Austria, certo non si spostano a mano. E questa fotografia che vedete è piuttosto eloquente e effettivamente piuttosto irritante. Vedete che Zaia si riferiva proprio forse a questa immagine che risale a ieri, se non sbaglio, e che abbiamo qui nei nostri archivi anche noi, e che fa pensare su quando si parla di Europa unita, fratellanza, vicinanza, insomma, bisognerebbe a volte forse esserlo di più. Ricordo che la nostra emittente è a vostra disposizione per risolvere anche qualche quesito, tentare di rispondere a qualche quesito. Il numero di telefono lo vedete in alto sul teleschermo. Vi ricordo, per vostri messaggi WhatsApp unicamente scritti e unicamente SMS, niente messaggi vocali, non telefonate perché non risponderemo, però in questa maniera possiamo in qualche maniera anche poi girarli, la comodità è anche quella di poterli girare a chi magari è più preparato di noi e anche ai nostri cari politici che su questi argomenti si sa sono, o perlomeno dicono di essere particolarmente preparati, e questo ci fa anche piacere in queste circostanze. Noi come giornalisti cerchiamo perlomeno di fare da tramite, quando possiamo, per quello che riguarda appunto di poter interrogare la nostra classe politica, che speriamo stia lavorando per noi. Classe politica che, questa magari è un'osservazione che faccio da cittadino più che da giornalista, io non so se in questi giorni il Parlamento sia in attività, credo di no. Casomai spero di essere smentito e mi farebbe molto piacere. Classe politica che speriamo stia anche lavorando a quello che succederà quando questo periodo terribile finirà. Per esempio, stavo pensando, sarebbe molto interessante, stamattina mi sono permesso così anche di condividerlo con alcuni amici su Facebook, se anche arrivare nel momento della ripresa delle attività a una detraibilità o una deducibilità fiscale da parte delle persone fisiche come noi di tutti quegli acquisti non esattamente alimentari oppure degli acquisti culturali, per innanzitutto dare una mano alle famiglie ma anche rimettere in mano un certo commercio. Abbiamo pronto intanto un contributo. Il sindaco, ci spostiamo verso le Dolomiti, guardiamo in alto, il sindaco di Ponte nelle Alpi ci segnala una notizia. Sindaco, lei oggi ha assunto una decisione
alquanto drastica, perché evidentemente le restrizioni imposte dal decreto non sono sufficienti a far restare a casa la gente, è così? Sì, è una questione di educazione civica. È importante che i genitori e i nostri giovani capiscano il momento che stiamo attraversando, che è difficilissimo, c'è un problema sanitario a livello mondiale e dobbiamo assumere comportamenti responsabili. Siccome girando il territorio vedo che ci sono ancora ragazzi che si trovano nei parchi giochi non rispettando le regole, ho preso questa mattina la decisione insieme a tutta la maggioranza perché questi ragazzi devono capire il momento e soprattutto devono rispettare le regole. Se non le rispettano, ovviamente il sindaco, che è primo cittadino ma anche responsabile della sanità pubblica di un territorio, prende dei provvedimenti precauzionali che sono importanti, direi fondamentali per la salute pubblica. Contestualmente lei però ha anche scritto una lettera aperta ai giovani di Ponte nelle Alpi, è così? Sì, ho scritto una lettera aperta perché dicendo che in questo momento possono diventare supereroi come nei loro fumetti o nei loro film preferiti davvero nella realtà, salvando le vite, soprattutto le vite delle persone più deboli e delle persone più fragili, perché i giovani sono i maggiori portatori in questo momento del virus e quindi se vogliono davvero diventare supereroi e dare il futuro alle nostre comunità è importante che stabiliscano delle regole e in maniera precauzionale e che siano attenti a quello che fanno, quindi rispettare le distanze, giocare sì con i propri amici ma avendo molta cautela, passeggiando nel territorio ma sempre rispettando quelle che sono le norme che il governo ha messo. Grazie Sindaco. Grazie a voi per il lavoro che state facendo, importantissimo. Bene, allora avete visto il sindaco di Ponte nelle Alpi. Insomma, le norme sono abbastanza chiare, speriamo che si continui a rispettarle, anche se abbiamo avuto modo anche qualche ora fa di diretta di raccontarvi, casomai poi recupero la notizia di alcune persone che proprio non potevano fare a meno ieri notte di viaggiare in macchina o di lavare la macchina ieri pomeriggio. Vabbè, hanno ricevuto purtroppo per loro una denuncia penale. Abbiamo anche il mondo della cultura popolare come la musica, abbiamo un noto esponente di quel famoso gruppo che sono stati, perché insomma ormai anche loro cominciano ad avere qualche età, i Pooh, il bassista Red Canzian da Treviso, che lancia un appello a tutti noi. L'appello è stato raccolto dai nostri colleghi della redazione trevigiana, appunto. Sentiamolo. Io resto a casa. Resto a casa perché ho scoperto che questo virus è un abusivo che utilizza noi per andare in giro, non ha le gambe. Attraverso noi si sposta e quindi non voglio portarlo in giro e non voglio nemmeno incontrarlo andando in giro, per cui restiamo a casa. La casa è un po' quel ventre materno che ci farà rinascere, ci riporterà alla vita nuovamente. E poi a casa si possono fare un sacco di cose, leggere libri, scrivere, parlare con i nostri cari, cosa che magari facciamo troppo poco, oppure ricominciare con gli hobby, dipingere. Io per esempio ho fatto questo, guardate, è un picchio col DAS che ho fatto per il mio nipotino, per Gabriel. Non è poi così male non stare a casa. Io resto a casa. Bravo Canzian, grazie per questa tua attività, forse anche diventato nonno, vedete appunto questi musicisti, anche se qualcuno sembra sempre che, per qualcuno sembra che il tempo non passi mai, però insomma, nel caso di Red Canzian avete visto anche insomma, ha colto l'utile e il dilettevole attivandosi anche per il resto della sua famiglia e raccomandandoci insomma, giustamente di rispettare quanto hanno chiesto le nostre autorità. Allora, vi dicevo che appunto i carabinieri di Vicenza ci hanno segnalato come la scorsa notte, ieri notte, hanno dovuto denunciare 4 persone, se non sbaglio, perché insomma sono state trovate in giro per la provincia, in genere siamo nella zona più o meno della città e della cintura urbana berica,
alla guida della vettura senza un giustificato motivo. È stato il caso per esempio di un 51enne serbo trovato alle 0:45 di notte che rientrava a casa ma senza che vi fosse esattamente il motivo, non stava rientrando dal lavoro, quindi probabilmente, suppongo io. Una 49enne di Trissino stava cercando, alle 1:20 si giustificava dicendo che stava cercando un supermercato aperto per acquistare dei generi alimentari. Un 21enne di Grumolo delle Abbadesse che alle 1:20 a Camisano è stato fermato e ha comunicato che stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata in compagnia della fidanzata, al cuore non si comanda a quanto pare, e un 24enne di Caltrano scoperto in Viale Milano, quindi siamo tornati a Vicenza, alle 2 di notte si è giustificato dicendo che stava recapitando un mazzo di chiavi al proprietario dell'abitazione che aveva utilizzato fino a poco tempo prima. Ci raccontano invece a proposito di un Red Canzian così, che ha utilizzato la sua creatività di artista della musica, ma non solo, per trascorrere del tempo con il suo nipotino. Da Treviso abbiamo i colleghi della nostra redazione di Treviso, in particolare il nostro Lucio Zanato, che ci ha segnalato di una iniziativa di una famiglia credo dell'Interland trevigiano, che ha voluto comunicare insomma un po' a tutti che tenendo duro le cose si risolveranno, anche appunto restando in famiglia. Vediamo questo servizio. Buongiorno. Buongiorno. Ci teniamo a distanza. Giusto, di 1 metro almeno. Ho visto che ha messo fuori, perché? Il cartello, sì, abbiamo messo ieri uno striscione con i bambini, ci siamo un po' divertiti a creare questo messaggio di speranza, un po' per intrattenerli e un po' per diffondere un messaggio positivo. Ecco, visto che anche un po' nei social, ho visto che anche altri hanno aderito a questa iniziativa e mi sembra bella anche per i bambini, intendo. Vedo che si è messa anche una margherita sull'orecchio. Sì, mio figlio non mi ero neanche resa conto. L'ho trovata in giardino, si può stare in giardino solamente, per cui l'ha trovata e me l'ha portata. Cercate di essere positivi, insomma. Assolutamente, sì. Lei cosa ha raccontato ai bambini di questa storia? Cioè come la stanno vivendo e soprattutto come state cercando di spiegargliela? Beh, sicuramente abbiamo detto la verità, per quanto possa essere possibile, nel senso che effettivamente i bambini capiscono da bambini. E, da un lato abbiamo anche utilizzato i vari social, le varie vignette o comunque i video interessanti che c'erano per bambini e cerchiamo giorno per giorno anche di intrattenerli in qualche modo. Giusto questa mattina abbiamo pensato ad una pagina Facebook che, se vuole, nel frattempo io resto in famiglia per così promuovere iniziative di intrattenimento per i bambini. Ecco. Senta, ma quanto ci sta cambiando la vita? Lei si sarebbe mai immaginata di rimanere così tanto tempo con i suoi figli? Assolutamente, assolutamente. Da un lato è davvero impegnativo e difficile, perché io di figli ne ho 4, per cui ognuno con la didattica online sta cercando di andare avanti e per cui insomma non è per niente semplice. E mai ci saremmo immaginati una cosa di questo tipo. Senta, qui si prova veramente quanto è difficile fare i genitori? Assolutamente. Come si fa per riuscire a convincere i figli, soprattutto quelli che diventano adolescenti, a non saltare il cancello e andare in giro? Non è semplice, però credo che i messaggi stiano arrivando da vari fronti. Abbiamo fatto vedere i messaggi che arrivano, quelli proprio del ministro, di Zaia e anche del sindaco stesso che si sta prodigando molto e ieri abbiamo fatto vedere un messaggio molto incisivo e semplice allo stesso tempo, per cui hanno capito. Quindi insomma stanno imparando? Stanno imparando, sì. E noi impariamo a fare i genitori? Ci proviamo. Senta, allora, qual è il messaggio che da cittadina vuole lanciare a tutti i cittadini del Veneto e d'Italia? Il messaggio sicuramente è: stiamo a casa, stiamo in famiglia, godiamoci questa famiglia che abbiamo
e approfittiamone per fare cose che anche non avremmo mai fatto. E poi come ha scritto? Sicuramente andrà tutto bene. Come andrà? Andrà tutto bene! Grazie. Bene, complimenti a questi genitori che insomma hanno cercato di indirizzare i loro figli verso un pensiero positivo di questa situazione con queste varie attività. Saluto anche se ci fossero in ascolto dei nostri giovanissimi telespettatori, sappiamo che seguite la nostra TV dei ragazzi, quindi sappiamo che potreste essere tra gli ascoltatori di Rete Veneta in questi giorni in cui siete costretti anche, tra l'altro, a stare a casa da scuola fino al giorno 3. Vi accennavo prima, durante la diretta, che diversi comuni piccoli hanno stabilito la chiusura dei parchi pubblici, comuni piccoli e medio piccoli, insomma non si offendano i sindaci se li ho chiamati così. La stessa cosa sta succedendo anche a Padova, che di parchi pubblici ne ha diversi e diciamo è un po' anche il vanto dell'amministrazione patavina. Sentiamo subito in questo contributo filmato l'assessora Chiara, assessora perché appunto ci tiene a essere chiamata così, Chiara Gallani dell'amministrazione patavina su questo provvedimento. Purtroppo devo dare una notizia che avrei voluto evitare. Da domani, quindi da venerdì, sono chiusi tutti i parchi e c'è divieto di frequentazione dei parchi e delle aree verdi. In questi giorni infatti sono verificati molti assembramenti di persone, abbiamo ricevuto segnalazioni, abbiamo anche monitorato con la polizia locale, ci siamo appellati alla responsabilità di tutti, però questo è quello che avviene. In questo momento al centro c'è la salute di tutti i cittadini, di chi frequenta le aree verdi e anche dei soggetti più esposti all'emergenza che stiamo vivendo e quindi verranno chiusi fino al 3 aprile. Mi dispiace e ce ne dispiace perché il verde è un elemento importantissimo in città, una città come Padova è un ristoro, però in questo momento le esigenze e le priorità sono altre e sono sicura che dopo questo momento ci ritroveremo tutti al parco. Grazie all'assessore al verde pubblico e all'ambiente di Padova, Chiara Gallani, che ha dovuto prendere questa decisione, come lei ha definito, non facile, però probabilmente dovuta forse anche sulla scia di quello che è successo in altri comuni, perché appunto, come avete sentito, si è cominciato con i piccoli e ora insomma anche in un capoluogo di provincia come Padova decide appunto di attuare una chiusura piuttosto seria di parchi pubblici. Nel frattempo noi stiamo continuando a monitorare un po' la situazione anche grazie ai contributi che arrivano dalle altre redazioni del gruppo Media Nord-Est, perché abbiamo anche appunto così i nostri colleghi che stanno rientrando dalle diverse missioni e uscite mattutine e per esempio vediamo se Padova dovrebbe avere ora in questo momento cerchiamo anche un servizio per quanto riguarda i controlli della polizia fatti appunto in Padova, vediamo se riesco a recuperarlo così in tempo reale, di modo che, mentre vi ricordo che potete continuare a contattarci al numero di telefono che vedete in alto a destra del nostro schermo per mandarci SMS o comunicazioni WhatsApp scritte, mi raccomando rigorosamente scritte, noi le leggeremo in onda e vedremo anche di mandarle ai nostri, eventualmente di interrogare insomma, le persone che possono avere una competenza maggiore della nostra. Bene, vediamo allora il servizio parchi chiusi l'abbiamo mandato, la sanificazione avete visto le immagini prima che abbiamo mandato per la sanificazione del Caffè Pedrocchi, lo storico caffè di Antonio Iapelli, che è stato ripulito in maniera piuttosto consistente in questo frangente. E allora vi dicevo, mandateci le vostre indicazioni perché le gireremo nuovamente alle persone competenti e se possiamo cerchiamo anche di
di rispondere noi, per quanto ne sappiamo, attraverso insomma il team della nostra redazione. E invece volevo anche dirvi che abbiamo la possibilità ora di vedere insieme un contributo filmato che si rifà un po' a quella passione smodata che hanno molti con il fantacalcio. Il mondo del calcio al momento, che io sappia, non è particolarmente attivo nel dare una mano. Non vorrei generalizzare, ma forse non sarebbe così sbagliato se si potesse devolvere in beneficenza delle cifre. In beneficenza intendo anche per esempio alle terapie intensive, alle case di cura, poter aumentare quello che può essere una situazione di spesa che probabilmente si creerà piuttosto improvvisa, imprevista nei prossimi mesi. E non sento una grande mobilitazione. Ci sono invece degli esperti di fantacalcio che hanno ideato in questo momento o hanno rivolto un appello per inserire, per appunto poter favorire un po' per quanto riguarda la possibilità di contribuire, ecco, sotto vari aspetti a questo momento di grande difficoltà che ha un po' la sanità pubblica, e meno male che c'è la sanità pubblica, mi verrebbe anche da dire, altrimenti penso che saremmo presi piuttosto male in questo periodo. Vabbè, vedremo questo servizio più avanti, perché ora in questo momento è disponibile. Ti ringrazio, Fabio Verin. Vediamo insieme di cosa si tratta. Magari i nostri appassionati che ora non possono più frequentare il bar per il fantacalcio, magari da casa possono inventarsi di dare una mano. Ciao a tutti, sono Paolo e come milioni di italiani anch'io faccio il fantacalcio. Sapete tutti come funziona, l'asta iniziale, il montepremi dove ognuno mette la sua quota e poi via a seguire le partite di Serie A, in attesa di capire chi vincerà lo scudetto, ma soprattutto, e cosa ben più importante, chi vincerà il fantacalcio. Oggi però le cose sono cambiate, sappiamo tutti che c'è questa emergenza coronavirus e il campionato appunto si è fermato, la Serie A è ferma, non si sa se finirà, non si sa se verrà assegnato uno scudetto e di conseguenza non sappiamo nemmeno noi se avremo un vincitore alla fine di tutto. Alessandro, uno dei nostri amici, quindi ha avuto un'idea. Perché non devolvere il montepremi a un'associazione benefica, visto il momento? Tutti ovviamente abbiamo consentito, abbiamo aderito, siamo stati contenti di questa sua idea e abbiamo deciso quindi di devolvere il montepremi. Siamo un gruppo di ragazzi di Padova e quindi ci è venuto spontaneo pensare subito all'ospedale di Padova, alla terapia intensiva in particolare, dove in questo momento è necessario qualunque aiuto, non solo il nostro, per cercare di portare avanti le cose, per cercare di prestare assistenza a più persone possibili e per riuscire in qualche modo a prevenire il dilagare del coronavirus. Naturalmente il nostro è un piccolo gesto, in qualche modo, in un mare di bisogno, per cui chiedo a tutti di pensare a in qualche modo devolvere la propria quota e chiedo a tutti di aiutare gli ospedali che in questo momento sono in reale sofferenza e soprattutto, e non meno importante, chiedo a tutti di restare a casa. Mi raccomando, io resto a casa. Bene, grazie, ottimo suggerimento questo nell'ambito di questo mondo che so che racchiude molti appassionati del fantacalcio, vi confesso che non ne so quasi niente. Ecco, andando avanti con il nostro telegiornale invece, tornando ad argomenti, no, non dico più seri, ma torniamo a un appello. Molte persone hanno detto, ma se devo per esempio curarmi urgentemente, posso andare a fare un esame indifferibile, oppure se ho mal di denti? Cosa faccio? Insomma, credo che sia ragionevole recarsi con l'autocertificazione dal proprio dentista. Sentiamo cosa dicono i dentisti vicentini al riguardo. Studio dentistico, buongiorno, sono Laura. Buongiorno signora, dovrei farle alcune domande. Intanto lei sta bene? L'intervista telefonica preventiva sullo stato di salute dei pazienti è solo uno dei provvedimenti integrativi che si sono aggiunti ai già severi protocolli di prevenzione e disinfezione negli studi dentistici. La paura del contagio del coronavirus ha provocato anche qui il crollo del numero di pazienti che vengono a farsi curare. Lo studio odontoiatrico già da tempo è strutturato e preparato ad affrontare patologie ben più gravi del coronavirus e quindi tutto quello che è il processo di disinfezione, pulizia e sterilizzazione degli studi
avviene già da tempo e contro situazioni ben più gravi. Ad oggi gli spostamenti dei cittadini sono autorizzati anche per comprovati motivi di salute. Ecco che le terapie urgenti e quelle non differibili sono garantite, posticipando tutte le altre. Basterà chiedere al proprio dentista di certificare con un semplice SMS o un documento da esibire su smartphone che ci sta muovendo proprio per sottoporsi a terapie odontoiatriche. Buongiorno. Buongiorno. Le lascio il gel. Grazie. Prego. E si accomodi pure in sala d'attesa. La ringrazio. Grazie. Allora, in primis una riorganizzazione dell'agenda, in questa maniera riusciamo a dilazionare gli appuntamenti ed evitare che ci siano assemblamenti all'interno della sala d'attesa. Poi c'è la sanificazione di ogni ambiente nel cambio tra un paziente e l'altro, e quindi l'aerosol viene eliminato con il ricambio d'aria. Per evitare che ci siano infezioni agli operatori e poi crociate ai pazienti, ci sono anche i dispositivi specifici di protezione. Rimandare le cure odontoiatriche per eccessivi timori non è una scelta razionale. Se trascurata, si rischia di peggiorare la situazione, dovendo poi magari ricorrere al pronto soccorso, complicando la vita negli ospedali, già messi a dura prova. Gli studi odontoiatrici sono sicuri, le cure vanno continuate per non intasare gli ospedali, continuate a curarvi. Bene, grazie dottore, molto chiaro. Succede anche però che qualcuno, abbiamo parlato spesso poco fa del fatto che si punta, molti chiedono la chiusura delle fabbriche, piccole, medie o grandi che siano, altrimenti è come sembra, da come lo dicono, che ci sia una falla nel sistema di protezione. Probabilmente c'è una percentuale di verità, soprattutto nelle fabbriche penso piuttosto grandi, però non lo so, magari posso essere anche smentito in questa mia osservazione e mi farebbe piacere, perché vuol dire che tutti i presidi di sicurezza sarebbero stati messi in atto nei lavoratori e tutte le persone insomma, che entrano ed escono da uno stabilimento di varia misura. C'è un imprenditore di Scorzè, nella provincia di Venezia, che ha deciso di chiudere la sua attività. Il servizio è della collega Francesca Bozza, vediamo. Io per la mia famiglia, per la mia azienda, per le famiglie dei miei collaboratori, ben 11, io da domani chiudo l'attività. Chiudo l'attività fino a data da destinarsi. La chiudo di mia iniziativa con i contro che ci saranno per un discorso economico, ma sono sicuro che la vita viene prima di tutto. Il lavoro poi, se avrò la vita, comunque posso riprenderlo in mano. Ma la priorità è la vita, ragazzi. Una decisione non certo semplice, sofferta sicuramente quella presa da Francesco Miatto, titolare insieme alla sorella di una ditta che produce tende e pergole a Scorzè. Con circa 11 dipendenti, Miatto qualche giorno fa era davanti alla TV ad ascoltare il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo l'approvazione del nuovo decreto per arginare l'emergenza coronavirus. Dopo il decreto di ieri sera, sinceramente, speravo che chiudessero tutte le aziende, perché è questa la cosa sicuramente da fare, subito, immediata, per combattere il virus. L'imprenditore ha iniziato così a riflettere su cosa fosse meglio fare, poi è arrivata la telefonata di un amico. Ho sentito un altro mio amico che ha dei suoi coetanei da Vo, che ha più di qualche amico dei 35-45 anni intubato da 15 giorni. Al solo pensiero dico, ma forse non vale la pena tenere aperto, perché lo Stato mi ha detto sì, può andare a lavoro. L'iniziale idea di fermare la propria azienda è diventata una decisione concreta quando Miatto ha ascoltato le parole della sorella prima e di un amico poi, entrambi medici, testimoni diretti della difficile situazione che si sta vivendo tra le corsie degli ospedali in questi giorni. Mi hanno detto una cosa: Francesco, stai a casa tua. Fino a che lo sento sui social è una cosa, sì, ma quando lo senti in persone che sono in prima linea, questo mi fa pensare. Da qui la decisione volontaria, seppur al momento non prevista dal decreto, di fermare la produzione.
E in queste ore sono diverse le catene di abbigliamento e calzature anche di notte, marche che hanno scelto di chiudere i propri negozi in tutta Italia, mentre molte aziende, laddove è possibile, stanno avviando lo smart working. Il messaggio di Francesco Miatto ai suoi colleghi imprenditori è ben chiaro. La cosa importante è la vita, il resto si può fare. Io sto a casa. Possiamo chiedere di eseguire il tampone volontariamente se decidiamo di pagarlo o di dare un contributo alla sanità? Perché appunto non è possibile mettere i tamponi a pagamento per chi vuole? Credo che molte persone sarebbero disposte a pagarlo pur di essere certe di non avere il virus. Sono alcuni degli interrogativi, delle domande che i nostri telespettatori ci stanno mandando al numero 340 321 8379, lo vedete qui. Potete continuare a farlo esclusivamente via SMS o esclusivamente con WhatsApp scritto, non audio messaggi, grazie, e non telefonate perché non vi risponderemo, ma scriveteci a questo numero di cellulare, lo potrete fare anche durante la pausa pubblicitaria. Ci vediamo tra pochissimo.